Buon pomeriggio, si apre una nuova settimana di Qui in Mercato. Buon pomeriggio da Anna Franchino dagli studi di Teleuropa Network. Ben ritrovati oggi 16 luglio 2019. Vado a salutarvi il mio compagno di viaggi Attilio Malena. Buon pomeriggio Attilio, grazie per essere di nuovo con noi ospite. Buon pomeriggio a te Anna, buonasera a chi ci segue in replica e un saluto a chi ci segue da casa, ringraziandoli sempre per il tanto affetto che ci dimostrano quotidianamente, essendo così in tanti. Dicevi benissimo, inizia una nuova settimana di calciomercato, anche perché intorno alle calabresi sta succedendo veramente di tutto in Serie C, in Serie B, per non parlare poi del mercato di Serie A che sta entrando finalmente nel vivo. Infatti parleremo di tanti argomenti, oggi siamo soli soletti, ma noi non ci perdiamo d'animo Attilio, perché insomma sono tanti gli argomenti che dobbiamo snocciolare nel corso della nostra trasmissione, iniziando proprio Attilio dalle breaking news, dalle ultime notizie, le notizie dell'ultima ora che riguardano soprattutto le squadre di calcio calabrese. Sì, le notizie di giornata che apriamo con una pretendente per Leonardo Perez, centravanti che partirà in ritiro con il Cosenza ma che è finito nel mirino della Virtus Francavilla per la prossima stagione. Una toccata e fuga possibile quindi per il centravanti nell'ultima parte di stagione in prestito al Piacenza, dove non ha brillato più di tanto, per dir la verità. Le breaking news che proseguono anche con il Crotone, la ricerca di un difensore, tre profili in questo momento vagliati dalla squadra mercato dei pitagorici, che chiamano in causa Bove, difensore centrale di proprietà del Novara, chiamano in causa anche un nome che abbiamo fatto la settimana scorsa, Ron Jansen, difensore svincolato, ma anche Buongiorno del Torino. Il Catanzaro ha preso Di Livio, triennale, come abbiamo raccontato nel corso della scorsa settimana, a titolo definitivo dalla Roma. E poi la Vibonese, che ha finalmente un nuovo tecnico, trattasi di Giacomo Modica, e l'abbiamo raccontato, ma nel corso della puntata sveleremo anche qualche retroscena intorno alla nomina dell'ex tecnico della Cavese. E poi un colpo dalla Cavese, perché la Vibonese ha preso Tumbarello, centrocampista espressamente richiesto da Giacomo Modica. A proposito di Cosenza Calcio, Attilio, andiamo a vedere le ultime notizie. Fra qualche ora il Cosenza si radunerà all'Hotel Europa qui a Cosenza, a Rende, insomma inizierà il suo percorso verso questa prima parte della stagione, la fase che riguarda appunto il raduno, poi il ritiro che porterà ovviamente i lupi, lo abbiamo detto più volte, a San Giovanni in Fiore. Poi ci saranno una serie di amichevoli che andremo a vedere più avanti, quella sicuramente con il Monopoli, però il Cosenza in queste ore, insomma, ci sono stati degli annunci ufficiali. Ovviamente ci eravamo lasciati con la notizia di Umberto Saracco, è arrivata l'ufficialità, cioè ovviamente il rinnovo del contratto. Poi c'è la notizia dell'arrivo, Attilio, di un nuovo attaccante, si chiama Riccardo Moreo, ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive proprio dell'attaccante, nato il 24 febbraio del 96, è reduce da un'annata particolarmente prolifica in cui ha centrato il bersaglio 20 volte in 32 presenze con la maglia del Prato nel campionato di Serie D. Questo calciatore ha mosso i primi passi appunto nel settore giovanile del Milan, proseguendo poi il suo percorso nell'Albino Leffe e poi nella primavera della Virtus Entella, con cui nella stagione 2015-2016 si è distinto nel torneo di Viareggio segnando 3 reti in 5 match. Seguono appunto 3 annate in Serie C nelle file di Albino Leffe ed Acragas. Ora è arrivata quindi la firma sul contratto che lo reca ai lupi fino al 30 giugno 2022. Ma non è l'unica notizia che riguarda il Cosenza, Attilio, perché proprio nella mattinata odierna ha trovato l'accordo con Mattia Trovato, scusate il gioco di parole, perché con la società appunto della Fiorentina c'è stato questo rinnovo del trasferimento a titolo temporaneo della durata biennale con diritto di opzione e controopzione proprio per il centrocampista, che è nato a Barcellona Pozzo di Gotto e fa il suo ritorno in rossoblù con accordo fino al 2021. Queste sono le ultime notizie ufficiali che riguardano il Cosenza. Qualche notizia poi l'avevamo già data nelle scorse settimane, insomma tu le avevi annunciate alcune
donne, tra cui quella appunto di Umberto Saracco, e adesso ovviamente abbiamo sentito quella di Perez che insomma potrebbe anche andare via. Intanto vedremo nella serata odierna, entro le 20 si ritroveranno in questo noto albergo della città e vedremo chi ci sarà. Faremo domani magari la conta, il report, no, di quello che è successo, però abbiamo raccontato anche di trovato. In realtà, da quanto ci risulta, si era ragionato in un primo momento con la Fiorentina anche su un possibile trasferimento a titolo definitivo, poi le due società hanno trovato finalmente la quadratura del cerchio per un rinnovo del prestito. Può essere una settimana importante per il Cosenza anche sul fronte uscite. Ci sono calciatori che non rientrano nel progetto e che potrebbero trovare spazio in altre formazioni, anche lo stesso Moreo, che ha grandi numeri, però probabilmente non viene ritenuto al momento pronto per un'avventura da protagonista in Serie B. Su Moreo, così come per Perez, c'è anche la Virtus Francavilla, una Virtus Francavilla che potrebbe attingere molto al Cosenza nel corso di questo mercato. Sirene anche dalla Calabria per Andrea Tiritiello, sono ripresi i discorsi con il Catanzaro che avanza nella corsa a Tiritiello. Per Varone due proposte dalla Serie C, dalla Reggio Audace e dal Modena, molto richiesto l'ex centrocampista della Carrarese, e come abbiamo sottolineato qualche minuto fa, la richiesta della Virtus Francavilla per quel che concerne Leonardo Perez. In entrata segnaliamo però un retroscena che abbiamo carpito dagli ambienti milanesi, perché il Cosenza aveva provato ad inserirsi nella corsa Giannetti che ha firmato, è un nuovo calciatore della Salernitana. Il Cosenza aveva cercato di inserirsi nella corsa per eventuali novità, ma Giannetti era già in parola con la Salernitana, una Salernitana che ha messo improvvisamente il turbo sul mercato prendendo Billong, sta inseguendo Cerci, c'è una distanza minima tra le parti di 50.000 euro, richiesta da 450.000 per un triennale, offerte della Salernitana da 400.000, con Ventura che insegue sempre il suo pallino. Il Cosenza che punta sempre a Schiavi, difensore centrale in uscita dalla Salernitana, anche se tra pochissimo ne parleremo grazie all'ausilio della nostra grafica. Su Schiavi ci sarebbero, da quanto ci risulta, almeno 2-3 club. Al momento, facendo un po' le carte al mercato sponda Perugia, per Bianco bisognerà attendere, visto che in questo momento il Perugia non ha individuato il sostituto. Parlavamo prima della nostra grafica, Cosenza non sei solo, Schiavi in uscita da Salerno, da tempo nel mirino, però come raccontavamo qualche istante fa, piace però altri 3 club per un Cosenza che sembra sornione ma in realtà sta gettando le basi per un finale di mercato, soprattutto per fine agosto, da grande protagonista, come un po' ci ha abituato il direttore sportivo Stefano Trinchera nelle ultime stagioni. Il Cosenza deve attendere, come sempre un mercato da attesa, ma ha già chiare le idee, e raccontiamo ovviamente quello che succede per questa settimana, che potrebbe essere, da quanto ci risulta, molto importante, viste le numerose richieste per eventuali uscite. Attilio, dicevamo prima delle amichevoli che giocherà ovviamente la squadra di Braia. Abbiamo detto che c'è questo raduno che partirà oggi pomeriggio in città, poi nei giorni successivi si svolgerà la fase pre-ritiro con ovviamente i test atletici e le visite mediche, e poi la partenza venerdì 19 luglio per San Giovanni in Fiore, dove appunto la squadra alloggerà in Sila, sosterrà poi una serie insomma, della preparazione atletica per il prossimo campionato sul prato, lo ricordiamo, del Valentino Mazzola. Il termine del ritiro è previsto per giorno 3 agosto, anche perché ne parleremo poi avanti. Insomma, è già prevista il 4 di agosto la prima fase della Coppa Italia Team. Questo ovviamente sono stati già diramati alcuni calendari che riguardano la Serie A, o meglio le date della partenza e delle soste per quanto riguarda la Serie A, e anche dei turni infrasettimanali. Questo ne parleremo nella seconda parte. E poi ovviamente dicevamo di questi amichevoli. La prima vedrà protagonista il 26 luglio, scusate, oggi non sono talmente, vorrei dire tante cose, no? Che il 26 luglio con la Morrone, poi il martedì 30 luglio con il Monopoli dell'ex allenatore Roselli, e poi sabato 3 agosto con il Corigliano. Attilio, io volevo chiederti una cosa che riguarda alcuni messaggi che mi sono arrivati da alcuni nostri telespettatori che ci seguono ovviamente nelle settimane, insomma, che gli teniamo compagnia.
Alcuni ovviamente abbiamo visto molto critici del mercato fin qui del Cosenza, altri insomma attendono ovviamente questi colpi di mercato del DS Trinchera, e c'è anche chi mi ha inviato un messaggio che riguarda proprio la squadra che si è radunata lo scorso anno e che quindi non c'è tantissima differenza rispetto a quest'anno, quindi possiamo dire che insomma di stare tranquilli, il direttore sportivo sta lavorando, ci fa sapere a microfoni spenti insomma che ovviamente sta lavorando per determinati obiettivi. E questi obiettivi li raggiungerà ovviamente prima possibile, però il mercato, lo ricordiamo, quest'anno si allunga perché chiuderà nella prima settimana di settembre, quindi vedremo nell'evolversi delle settimane cosa succederà, vedremo chi si aggregherà al gruppo a disposizione di Braia. Sicuramente il Cosenza non vuole fare una squadra più debole rispetto allo scorso anno e quindi insomma... Sono le logiche del mercato, credo sia sinceramente anche abbastanza sbagliato per rispetto di chi lavora, ma vale per il Cosenza come vale per il Pescara, così come vale per il Rende e la Vibonese. Giudicare oggi il mercato, secondo il mio punto di vista, ha poco senso. Il mercato si prova quantomeno a giudicare, perché poi i verdetti supremi li emette sempre il campo. Noi possiamo cercare quantomeno di indirizzare e dare un nostro parere. Il mercato, ricordiamo, l'hai fatto bene Anna tu, a risottolinearlo ancora per i pochi che non lo sapessero, chiude il 2 di settembre, c'è tanto tempo, il Cosenza ha una sua ben precisa identità, il Cosenza non cambia, il Cosenza ha abituato alla politica dei piccoli passi, nonostante probabilmente qualcuno anche legittimamente si aspettasse un mercato maggiormente incisivo da un punto di vista degli arrivi. Le difficoltà per Braille di inculcare la sua mentalità sono chiare, non avendo a disposizione tutti i nuovi innesti, probabilmente nessuno al momento, a parte Trovato che già conosce, già ha apprezzato, le difficoltà sono abbastanza notevoli, ma avendo comunque un filo diretto Piero Braia, lo stesso Trinchera, così come il presidente Guarascio, Braia viene avvertito di ogni singolo movimento del Cosenza sul mercato. Al Cosenza tra l'altro è stato accostato il nome di Rada Bultam, centrocampista della Cremonese, ci sono riscontri, l'entourage ha confermato questa pista che il Cosenza sta seguendo da vicino, ma non è certamente il calciatore che fa fare il salto di qualità. Potrebbe essere una buona soluzione, ma il Cosenza, ribadiamo, dalle nostre informazioni e come stiamo raccontando da queste settimane, anche svelando i tentativi non andati in porto, vedi per Mazzeo, vedi anche per Giannetti, da quanto ci risulta, ha le idee abbastanza chiare su cosa serve a Piero Braia, almeno 2 difensori centrali, 2 centravanti, più il contorno tra centrocampo e esterni che hanno fatto la fortuna lo scorso anno di Piero Braia. Intanto dovremmo avere in collegamento telefonico mister Massimo Drago. Pronto mister, ci sente? Salve. Salve, buon pomeriggio, grazie per essere nostro ospite. Sono qui in compagnia di Attilio Malena, insomma volevamo sapere come la pensava lei di questa nuova Serie B, nel senso una Serie B che parte adesso, anticipo l'argomento Attilio, con il Venezia al posto del Palermo. Sì, sicuramente sarà una Serie B affascinante come lo è stato negli ultimi anni. Purtroppo le situazioni fuori dal campo hanno un po' creato alcuni problemi, hanno fatto un po' disinnamorare la gente, però insomma quando si parla di calcio giocato poi l'interesse e la voglia di vedere pallone ha la prevalenza. Mister, lei torna a parlare, insomma, ha avuto questa breve parentesi a Reggio, insomma, torna a parlare dopo questa esperienza, cosa ci vuole raccontare? Ma sicuramente tutte le esperienze si chiamano proprio esperienze perché ti fanno capire, ti fanno crescere, quindi è un'esperienza assolutamente non positiva sotto l'aspetto calcistico, ma insomma sotto altri punti di vista per me è stata un'esperienza che mi ha fatto capire determinate situazioni e determinati problemi che devo imparare a risolvere meglio. Mister, per quanto riguarda invece, io ritornerei innanzitutto, buon pomeriggio e grazie per aver accettato il nostro invito, io ritornerei per un attimo alla Serie B,
che si prospetta essere come sempre molto affascinante e abbastanza incerta sulla carta. Al momento il mercato, chiudendo il 2 settembre, mi sembra abbastanza difficile poter fare le famose griglie, ma al momento chi la sta convincendo maggiormente sul mercato? Vedi anche i grandi allenatori che hanno deciso di perseguire la strada maestra della Serie B, lo stesso Nesta, lo stesso Massimo Oddo, tanti allenatori con una Serie B che, lo ribadiamo ancora una volta, è una delle categorie, e mister, tu probabilmente che la conosci meglio di chiunque altro ci potrai sicuramente confermare quanto sia incerta e appassionante. Ma sicuramente le squadre retrocesse vorranno rientrare, e poi ci metterei il Benevento che ogni anno fa un mercato importante. L'anno scorso è stata veramente una delle squadre che ha speso di più, però purtroppo i risultati non sono arrivati, non hanno raggiunto quella Serie A che auspicavano. Ma la Serie B ha dimostrato ogni anno che vincono le squadre, o vince la squadra che fa il doppio salto dalla C1 alla B e poi dalla B alla A, oppure delle squadre che lavorano assieme da tanto tempo. Io penso che il prossimo anno il Crotone possa essere la squadra rivelazione, perché hanno fatto esperienza dell'anno precedente, nel senso che sono partiti col pronostico a loro favore e quindi avevano tutti gli occhi addosso. Adesso leggo e partono in sordina, hanno una buona base da cui ripartire e secondo me possono fare un campionato da vertice, possono giocarsi la Serie A anche attraverso i playoff. E poi, come dicevo prima, le squadre retrocesse la faranno anch'esse da padrone, vorranno sicuramente cercare di risalire subito in Serie A. Mister, un'ultima domanda prima di salutarla e ringraziarla per essere stata in nostra compagnia. Ritornando alla mera cronaca, il suo nome è stato accostato al Trapani, c'è stato realmente qualcosa oppure sono indiscrezioni senza nessun tipo di fondamento? No, ho avuto un contatto con questa società e poi sono state fatte altre scelte. Insomma, c'è stato un colloquio molto cordiale con l'amministratore delegato, però insomma sono state perseguite altre strade. Sono contento di aver conosciuto un ragazzo per bene, un intelligente, quindi mi ha fatto piacere questo incontro. Mister, grazie per essere stato nostro ospite, in bocca al lupo per tutto e buon lavoro. Ciao mister, grazie. Grazie a voi, buona serata. Attilio, rimanendo nel discorso di Serie B, lo anticipavamo con il mister, insomma c'è questo ripescaggio tra virgolette del Venezia, perché ovviamente il Palermo non è stata accettata l'iscrizione, insomma c'è stata tutta quella serie di confusioni iniziali. Adesso è stato ripescato il Venezia, quindi un Venezia che adesso deve ripartire con obiettivi diversi, perché si stava insomma adagiando a questa Lega Pro, però adesso si torna in Serie B. Quindi chi sarà l'allenatore secondo te? L'allenatore è stato già scelto, è Dionisi, indipendentemente poi dalla categoria. Il Venezia ha mantenuto i patti, confermando e siglando ufficialmente l'accordo con l'ex tecnico dell'Imolese, un Venezia che si muove in maniera molto coerente con i suoi mezzi, piace moltissimo Partipilo, esterno d'attacco, ma è chiaro che per forza di cose il mercato del Venezia partirà ed entrerà nel vivo più tardi, anche strettamente per questioni di tempo, così come quello del Trapani, così come quello della Juve Stabio. Ci sono 2 o 3 società, inutile girarci intorno, che sono partite maggiormente in ritardo e che al momento hanno qualcosa in meno rispetto ad altre che si stanno muovendo ed hanno già le idee chiare da diverso tempo. Ma è un mercato di Serie B come sempre molto molto vivo, perché si sta muovendo l'Ascoli che ha preso in tempi non sospetti Scamacca, anche società di Serie C che attingono molto al mercato di Serie B. Il Gubbio può pescare in Serie B, ha chiesto al Verona sia Danzi che al Perugia Bordin, da quanto ci risulta, come comunque lo stesso Pescara che ha definitivamente siglato l'accordo per Ivailo Ciocev in attesa che possa sbrogliarsi la Matassa Palermo. Il Pescara che ha un accordo di massima, come abbiamo raccontato anche con il Napoli, per Palmiero a centrocampo. Insegue anche un altro colpo in attacco, tra l'altro tra pochissimo entreremo
nel mercato di Serie C con un accordo praticamente addirittura tra il Rennes e il Pescara dopo 2 arrivi, ma è una Serie B molto viva con il Livorno che può cedere Parisi in prestito alla Sicula Leonzio. Tanti arrivi, tanti intrecci per un mercato che, lo stiamo raccontando ormai da 2 mesi abbondanti a questa parte, è sempre vivo e regala sempre emozioni in termini cadetti. Dicevamo Palmiero al Pescara potrebbe anche interessare un'altra perla del Napoli che è Tutino, però parlando invece Attilio di Crotone, il Crotone ha presentato nei giorni scorsi gli ultimi acquisti, gli acquisti di cui avevamo parlato anche nel corso della trasmissione. Si tratta di Evans, Messias Junior, Petris e Rutten, e poi non c'era nella conferenza che vi stiamo mostrando le immagini proprio qui sul nostro touchscreen Bellodi, perché era impegnato con la nazionale Under 19. Un Crotone che ha iniziato la preparazione, siamo se non sbaglio al 3° giorno di ritiro, un Crotone che insomma si avvia verso ovviamente la preparazione, come dicevamo, della stagione agonistica, e piano piano conosceremo i calciatori che fanno parte della rosa di Mister Stroppa. Mister Stroppa che ha parlato anche in conferenza, si è detto soddisfatto, ovviamente manca ancora qualche pedina al suo scacchiere, ma siamo sicuri che da qui a poco arriverà. Andiamo a vedere la grafica che riguarda il Crotone e che quindi il fulcro, tu scrivevi, riparte da Spolli, che è il baluardo indispensabile per la retroguardia dei pitagorici. È una certezza per Stroppa ed ha sicurezza ed esperienza. Io riporto le tue parole. Il fulcro, chi ha fatto la differenza nel corso del mercato di gennaio. Il Crotone riparte da Spolli, baluardo indispensabile. Abbiamo raccontato dell'impellenza di regalare a Stroppa un altro difensore, piace Buongiorno, piace Bove, piace Jansen. Il Crotone che poi sta lavorando anche ad una permanenza di Pettinari, nonostante le smentite di rito che accettiamo come sempre in termini di mercato. Il Crotone ci stia lavorando anche in termini di continuità, ma il Crotone ha molto chiare le idee e ha fatto quasi tutto quello che deve fare. Ci aspettiamo, a meno di offerte indecenti, se restasse così tutta l'intelaiatura con Benali, con Simi, ci aspettiamo altri 2 esterni, uno a destra, l'altro a sinistra, e un attaccante indipendentemente dal futuro di Pettinari. Ma il Crotone c'è e dal mio punto di vista sarà molto molto competitivo per la prossima stagione. Il Crotone pensa alla salvezza come sempre, ma coltiva un'ambizione di base, come si percepisce anche dalle parole dei diretti interessati, dirigenza e allenatore, in conferenza stampa. Adesso ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo a parlare sempre di Qui Mercato. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Riprendiamo la seconda parte di Qui Mercato. Ci eravamo lasciati con il calciomercato del Crotone, un Crotone che ovviamente punta su giocatori di esperienza per magari fare quel salto di qualità che lo scorso anno purtroppo non è riuscita a fare. Stavamo guardando anche le pagine di Tutto B, la testata appunto giornalistica che parla delle squadre di Serie B, e c'è insomma l'ufficialità di pochi minuti fa del Chievo che ha ceduto Pogliano al Novara. Poi ci sono insomma vari movimenti di mercato, c'è il Venezia di cui parlavamo prima con la fascia di capitano, ma abbiamo in collegamento telefonico Jano Laferla. Buon pomeriggio per essere nostro ospite. Buon pomeriggio a voi, grazie dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori. Stavamo parlando di Serie B, insomma è una Serie B particolare quest'anno, molto avvincente, anche se io prevedo che sarà un campionato, possiamo dire, diviso a metà, forse, al momento, per come vediamo le rose, insomma la composizione dei vari organici. La pensa allo stesso modo? Ma la Serie B negli ultimi anni, anche in concomitanza dello stradominio della Juve, è stato il campionato sicuramente che ha suscitato più interesse e che è rimasto incerto fino alle ultime giornate. Ogni anno è così. È un campionato che, per quanto si possano considerare delle favorite,
un campionato nel quale poi ci sono sempre le outsider che vengono fuori, cioè alzi la mano chi avrebbe puntato sulla Lecce in Serie A l'anno scorso per restare giusto all'ultima stagione, e così sarà anche per il prossimo anno, quindi secondo me ecco, sicuramente in partenza si fa una griglia di partenza con delle favorite, altre squadre che hanno diversi obiettivi, però sappiamo che è un campionato particolare, a parte il fatto che insomma ancora le rose sono non solo da ultimare ma proprio da preparare in tutti i modi, e quindi sicuramente anche quest'anno sarà un campionato avvincente ed equilibrato. È un Cosenza che è partito un po' in sordina, insomma, ne abbiamo parlato proprio nella prima parte, mentre il Crotone lo vediamo in maniera più spedita, anche se facevamo il raffronto con lo scorso anno. È un Cosenza che anche lo scorso anno è iniziato piano piano e poi insomma è riuscito a mettere a segno i colpi importanti di mercato. Io sarei fiducioso, ecco, se fossi un tifoso del Cosenza, ecco, sarei molto fiducioso nell'operato della società, del direttore Trinchera e del mister Baglia, che insomma hanno dimostrato, ecco, negli ultimi anni, ecco, di saper comunque apportare le necessarie, ecco, i necessari ritocchi utili per centrare gli obiettivi. Non ci dimentichiamo che l'anno scorso insomma era una matricola, il Cosenza non ha chiaramente un budget importante a cui attingere, però è stata fatta una squadra che magari inizialmente in tante partite, specie perse negli ultimi minuti, ha pagato un po' lo scotto dell'inesperienza riguardo il campionato, però poi a gennaio a mio modo di vedere, sono state apportate dei correttivi giusti con dei calciatori indovinati nei ruoli dove occorrevano. Ecco, il Cosenza si è salvato in scioltezza e per poco non ha centrato anche un obiettivo insperato in partenza come quello dei playoff. Quindi sarei più che fiducioso, perché sicuramente stanno lavorando anche adesso e metteranno a disposizione la rosa, a disposizione di Piero Braglio, una rosa competitiva sicuramente. Per quanto riguarda il Crotone, l'anno scorso chiaramente era una squadra e una società e anche 7/11 dei titolari, reduci da una retrocessione insomma anche bruciante per come poi è maturata nelle ultime partite, e quindi si sa che come magari tante volte la matricola che sale dalla Serie C sfrutta sulle ali dell'entusiasmo l'impatto nel nuovo campionato e magari si insedia per rimanerci nei piani alti, chi invece viene da una retrocessione magari a volte può avere un contraccolpo, come è stato nel caso del Crotone, poi magari anche il cambio di allenatore che non ha dato i risultati sperati, il ritorno al vecchio allenatore, dicendo, anzi ad un certo punto la situazione era diventata veramente critica e sono stati, onore al merito alla società, mister Stropp e i calciatori, che comunque sono riusciti a fare quadrato e a conquistare l'obiettivo della salvezza, che era l'obiettivo minimo. Per quest'anno sicuramente la società si starà muovendo e secondo me il Crotone sarà un'altra squadra che potrà dire la sua in chiave playoff. Certo. Assolutamente d'accordo con te, come sempre mi permetto di darti del tu, Jano, prima di lasciarti ai tuoi impegni, ai tuoi valzer di mercato, perché siamo in pieno mercato, noi disturbiamo gli amici che accettano i nostri inviti sempre nel pieno delle trattative, nelle discussioni che animano il mercato di Serie B e di Serie C, ma non solo. A proposito di terza serie, Jano, come vedi l'avvento del Bari in questa categoria? Rischia di falsare a tuo avviso il campionato con un budget così alto, il ruolo che avranno le calabresi, Vibonese, Rende, Regina e Catanzaro nel prossimo campionato di Serie C? Buonasera Attilio, allora come sempre sei preciso e puntuale, ecco, nelle tue domande come nelle tue esposizioni. Per quanto riguarda, ecco, le calabresi, per quanto riguarda il Bari, ecco, sicuramente ti correggo amichevolmente se non è il termine giusto, il verbo giusto, falsare, perché falsare è stato il campionato scorso, dove hanno consentito a squadre di partire dopo 11 giornate, quindi mi auguro che sia un campionato regolare sin dall'inizio, che ci siano delle regole che si facciano rispettare da tutte le squadre, cioè chi è pronto partecipa, chi non è pronto si fa da parte e viene ripescata qualche altra società, perché l'anno scorso veramente la Serie C ha dato luogo da questo punto di vista a uno spettacolo deplorevole. Per quanto riguarda il Bari,
per me la favorita, la strafavorita del campionato, anche se ogni categoria la promozione di ogni categoria quindi va conquistata sul campo, sappiamo che la Serie C è un campionato difficile, sicuramente non sarà una passeggiata dalla prima giornata, però una volta che troverà la quadra anche nella categoria, secondo me il Bari farà campionato a sé. Grazie per quanto riguarda le altre no. Prego, Iano. Continua. No, prego. No, continua, pensavo che avevi finito il discorso. Ecco. No, a chi ha fatto una domanda era chiuso più concetti, allora è stato così bravo a dirmi pure delle 4 calabresi, ti stavo dicendo delle 4 calabresi. Per quanto riguarda le calabresi, al momento Rende e Vibonese hanno fatto ancora poco in chiave di mercato, quindi sicuramente c'è tutto il tempo per allestire, come sempre hanno fatto negli anni, soprattutto negli anni recenti, queste due brillanti società. Ecco, il Rende che ha avuto risultati miracolosi valorizzando giovani, valorizzando allenatori, valorizzando giocatori finiti nel dimenticatoio in serie minori. La Vibonese con una società comunque sempre precisa, puntuale, di gente anche competente, che quest'anno ha centrato la salvezza in anticipo, poteva anche fare qualcosa in più, però sicuramente programmerà, adesso hanno ufficializzato il nuovo allenatore, avranno già i loro obiettivi di mercato prossimi in chiusura. Per quanto riguarda Catanzaro e Regina, in questo momento il loro ruolo già dichiarato è quello comunque di un campionato ambizioso. Non nascondono certamente verità di salto di categoria. Ripeto, io vedo strafavorito il Bari, però in questo momento è ancora lontano l'inizio del campionato, quindi ancora siamo in pieno calciomercato, iniziato nel concreto da pochi giorni, quindi non ci si sbilancia a fare dei pronostici, però io vedo la Regina in questo momento come l'anti-Bari, o perlomeno l'antagonista, in una seconda fila della pole position, ecco, questo, in una seconda posizione di partenza. Il Catanzaro ha confermato, il mister ha confermato molti effettivi della scorsa annata, dove comunque ha conquistato un buon terzo posto, poi culminato con l'uscita al primo turno. Certamente cercheranno di apportare i ritocchi opportuni per migliorare quello che è stato fatto lo scorso anno. Grazie Iano per essere stato nostro ospite, per averci raccontato un po' il tuo parere, grazie ancora, grazie anche da Attilio Malena che è con me. Attilio, un saluto a tutti voi. Grazie. Attilio, allora, io leggevo questa esclusiva su Rosina al Monza, un'esclusiva raccolta proprio da te, che hai sentito il suo staff, il suo entourage, ma c'è qualche possibilità, una domanda, ti faccio, di avvicinare Rosina qualche possibilità al Cosenza, ecco, visto diciamo, che è delle nostre parti. No, diciamo che al momento Alessandro Rosina viaggia verso altri lidi. È stato messo ai margini del progetto Salernitana per una scelta ben precisa della società. Al momento però non ci risultano contatti tra il Monza e il suo entourage. Possibile che comunque ci sia stato un contatto tra il Monza e la Salernitana per discutere di un possibile trasferimento per un Monza scatenato più che mai, preso Rigoni per €1 milione dal Chievo Verona dopo l'arrivo di Bellusci svincolato dal Palermo, però al momento non c'è nessun contatto tra l'entourage di Alessandro Rosina e il Monza. Altre trattative che riguardano sempre il mondo cadetto della Serie B e chiamano in causa strettamente le calabresi e una Reggio Audace che guarda moltissimo al campionato di Serie B, piace moltissimo, l'abbiamo raccontato, il profilo di Varone, è stato chiesto anche Voltolini al Pisa, è stato chiesto anche Favoli, però ci sono anche diverse concorrenti intorno a questi due calciatori. Apriamo il discorso per un attimo sulla Serie C, visto che comunque le squadre calabresi sono sempre molto attive sul fronte mercato. Io partirei da Rende, una notizia che avevamo raccontato dalle colonne di tuttob.com, Morselli addirittura d'arrivo dal Pescara, Spiragli per un possibile ritorno dal Catanzaro del difensore Pambianchi, Franco addirittura d'arrivo al Cesena, finalmente una matassa che si è sbrogliata. Abbiamo parlato della richiesta di Modesto
fatta alla società è stato accontentato anche su questo. Il Catanzaro invece è assolutamente scatenato dopo l'arrivo di Martinelli, dopo l'arrivo di Risolo, piace sempre Saraniti che è un profilo da tenere in stretta considerazione per l'attacco, così come quello di Paponi. Sprint, l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, per Filippo Perrucchini dall'Empoli, si complica per Voltolini richiesto dalla Regia Audace, nella prima parte svelando la richiesta del Catanzaro sempre più pressante per avere Tiritiello dal Cosenza, una Vibonese che ha preso in giornata Tumbarello, strettamente richiesto dal nuovo tecnico della Vibonese Giacomo Modica. Un altro nome caldo potrebbe essere quello intorno a Migliorini, mentre la Regina ha ufficializzato Bertoncini, ha siglato l'accordo con Reginaldo, con Corazza e ha strappato Paolucci al Monopoli. Squadre calabresi assolutamente scatenate sul fronte calciomercato. Attilio, ti ho interrotto perché c'è la regia, stiamo mostrando proprio le immagini del raduno dei calciatori Amaranto al centro sportivo Sant'Agata. Vediamo proprio l'arrivo del presidente Gallo con la cosiddetta minicar elettrica, tanti calciatori che saranno alla corte di mister Toscano. Insomma, parleremo anche di Serie C tra pochissimo. Intanto vedo che è pronto il nostro collegamento telefonico con Niccolò Ceccarini. Buon pomeriggio, ben trovato di TMV Radio. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, ciao. Allora, stiamo parlando di calabresi di Serie C, però con te volevamo insomma soffermarci. Apriamo una parentesi molto larga sul mercato in generale, sul mercato di Serie A, con le telenovele, no Niccolò, che stanno appassionando un po' tutti i tifosi italiani. Io partirei dalla stretta attualità, da Veretù, con la Roma che è pronta a chiudere, un Milan che sembra essersi abbastanza ritirato dalla corsa al centrocampista francese. Ma guarda, la Roma io credo che da questo incontro offrirà 3 milioni di euro a Veretù e quindi di fronte a 3 milioni di euro credo che abbia già il sì del giocatore. Secondo me è molto importante capire quanto verrà poi offerto in maniera definitiva alla Fiorentina, perché la Fiorentina vorrebbe incassare almeno una ventina di milioni a questo punto, ne vorrebbe un po' di più, ne vorrebbe 25, però alla fine è molto complicato poter ottenere questa cifra. Però sicuramente l'offerta che Petracchi farà alla gente di Veretù sarà un'offerta superiore a quella del Milan, questo è certo, perché già c'era stato un incontro in precedenza e l'obiettivo fondamentalmente è ribadire questa offerta, però poi dopo Petracchi dovrà parlare con Pradè per trovare l'accordo definitivo. Insomma, comunque queste sono ore nelle quali verrà deciso davvero il futuro di Veretù, non si può andare oltre anche perché la storia comincia a essere un po' troppo lunga, ecco. È una Serie A, Attilio, stavo dicendo di questa Serie A, è partito proprio, diciamo, le varie date che riguardano, si inizierà il prossimo 25 agosto per poi concludersi il 24 di maggio, saranno 3 i turni infrasettimanali, fra cui mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre e mercoledì 22 aprile, poi le squadre si fermeranno 4 volte per gli impegni della nazionale, l'8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre e il 29 marzo e poi ci sarà questa sosta invernale in programma dal 23 dicembre al 5 gennaio, quindi non si giocherà più come abbiamo visto lo scorso anno a Santo Stefano, insomma nella pausa natalizia, però insomma poi ci sarà il via alla Coppa Italia che appunto prenderà il 4 agosto, lunedì ci saranno i sorteggi e vedremo quali saranno le squadre che si scontreranno, ma è una Serie A insomma che ci regalerà tantissime emozioni visti gli organici che si vanno formando e anche gli allenatori importanti che sono tornati in Italia. Vuol dire che la Serie A torna a far gola? Sì, insomma, che la Serie A faccia gola si è sempre saputo e comunque poi con l'arrivo di Ronaldo e ora con tante altre situazioni, insomma, mi sembra che si stia creando grande attenzione. Magari l'esperimento l'anno scorso di giocare sotto le feste non è stato un granché dal punto di vista, diciamo, del risultato, ma anche perché c'è bisogno di una cultura, di un approccio diverso e in Italia non siamo abituati a questo, per cui ci sarebbe bisogno di un lavoro un po' lungo, però la pazienza non c'è e quindi bisogna pensare subito ai risultati, a vedere anche quanto poi possono avere a pile le partite durante il periodo natalizio, sosta lunga, si ritorna al passato, un po' come nel mercato, no? Si voleva fare il mercato più corto, il mercato che doveva durare prima delle partite, perché poi se si faceva il mercato durante le partite di campionato questo creava un po' di turbativa
agli allenatori, ai giocatori, e poi magicamente siamo ritornati a fare 3 mesi, cioè siamo ritornati a fare fino al 2 di settembre e tutto il mese di gennaio, quindi insomma in Italia è un po' difficile cambiare, ci sono a volte delle buone idee, però poi non si prosegue, insomma questo ha tutto vantaggio di chi fa calciomercato come me, così almeno più se ne parla meglio è, ecco. Però in generale insomma bisognerebbe prendere una strada e imboccarla, non prenderla e poi girare subito, ecco, e svoltare. A proposito di strade da imboccare, Nicolò, che cosa ti aspetti ancora dal mercato della Juventus? Insomma, credo che abbiano fatto diversi colpi ormai, io sono sempre dell'idea che ora vedranno un po' se sarà il caso di sfoltire la rosa. Io penso che almeno un centrocampista andrà via, che dire Matuidi, sono i due indiziati, probabilmente uno solo, ma anche forse tutte e due, vediamo un po' quali che saranno le offerte. Poi chiaro, Cancelo esce solo se arriva un'offerta da 55 milioni di euro, e a quel punto se dovesse uscire Cancelo mi aspetto un altro giocatore in entrata, potrebbe essere Darmian, ma anche qualcun altro. Se Cancelo resta, a quel punto De Sciglio potrebbe andare a fare lui il jolly difensivo a destra e a sinistra, quindi questo è. E poi davanti vediamo un po' che succede, insomma stanotte ci sarà questo incontro fra Commisso e Chiesa, con la Fiorentina intenzionata a trattenere a tutti i costi il suo attaccante di riferimento, e credo però fondamentalmente che tutto ruoterà intorno ai Icardi, perché con Icardi che non è stato convocato per la tournée, cosa peraltro prevedibile e prevista, e con Icardi che in questo momento non ha nessuna intenzione di lasciare Milano, nonostante questa situazione, io sono quasi convinto che alla fine del mercato, nell'ultima settimana di mercato, se la situazione resta tale, la Juventus farà un'offerta all'Inter per prendere Icardi a condizioni estremamente vantaggiose, perché Icardi è un giocatore da 100 milioni di euro, secondo me se gli fanno un'offerta gli faranno non più di 50 milioni. Grazie a Nicolò per essere stato nostro ospite, buon lavoro e buona continuazione, grazie. Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao ciao Attilio. Ciao. Leggevo proprio Non voglio mica la luna a proposito di Icardi, che insomma continua a sperare magari in una chiamata di Antonio Conte. È bella questa prima pagina, questa Non voglio mica la luna, parafrasando un vecchio tormentone estivo di Fiordaliso, ma... Sì. È un po' il mercato dei tormentoni, come giustamente diceva prima Nicolò, intorno a Mauro Icardi. Lo scenario sembra essere abbastanza chiaro, ormai siamo al muro contro muro, ma l'Inter ha preso una decisione molto chiara su Mauro Icardi. Però io ho maturato una convinzione sul caso Icardi, c'è qualcosa che sfugge a tutti, altrimenti non si spiega questa continua guerra tra l'Inter e Mauro Icardi, tra il suo entourage, vecchia società, nuova società, non c'entra niente. Icardi in questo momento è fuori totalmente dai margini dell'Inter, ma l'Inter dall'altra parte ha la contezza del valore che ha Mauro Icardi e non vuole certamente svenderlo. Il Corriere dello Sport parla del pasticcio Zaniolo che nel weekend ha aperto totalmente al Tottenham, il Tottenham che al momento offre 27 milioni di euro più l'intero cartellino del primo obiettivo della Roma sul mercato, per il quale ha già raggiunto un accordo la Roma con il suo agente Alderweireld. Finalmente finita un'altra telenovela, Mancini sarà un nuovo difensore della Roma, prestito con obbligo di riscatto, contratto quinquennale per il difensore centrale. L'Inter spinge per Dzeko, vuole chiudere entro questa settimana perché Antonio Conte ha strettamente bisogno di un attaccante, visto in questo momento proprio la scarsità di interpreti a disposizione in quel ruolo. Focalizziamo invece l'attenzione su una trattativa che sta prendendo, che è tornata a prendere piede. La Roma vuole Suso, al momento il Milan vorrebbe l'intera clausola rescissoria, vicini ai 40 milioni di euro, la Roma non ha ancora l'accordo con il Milan, la Roma che ha proposto sia Pastore che Perotti in un'eventuale trattativa, no secco dei rossoneri, ma è una Roma che avanza sul mercato, mette la freccia con Alderweireld, e poi Perin che si prepara a lasciare l'Italia, è fatta con il Benfica, ha aperto nel weekend, 15 milioni di euro alla Juventus più il cartellino di un giovane individuato da Paratici nel corso di fine settimana. Una Juventus sempre impegnata sul fronte mercato e che oggi finalmente abbraccerà il suo grande colpo per la difesa, De Ligt, 75 milioni di euro all'Ajax, quinquennale da 12 milioni di euro netti a stagione
per il calciatore assistito da Mino Raiola. Una Juventus che deve anche sfoltire, Attilio, perché insomma in attacco se no insomma si fa, c'è anche Higuaín che è molto richiesto dalla Roma, vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Tornando, facciamo un piccolo passo indietro, Attilio, in Serie C, perché ieri si è radunato anche il Rende, insomma c'è stato il primo allenamento dei biancorossi. Noi vi possiamo mostrare le immagini che sono state realizzate dal nostro operatore Michele Cava proprio ieri nel pomeriggio. Vediamo proprio il mister Andreoli che parla alla squadra. Ci sono, Attilio, sono arrivati 4 nuovi innesti per quanto riguarda la squadra del presidente Coscarella. Si tratta di 2 difensori e 2 attaccanti, tutti giovanissimi. Possiamo dire che un Rende fino a questo momento linea verde, che ovviamente forse è meglio così perché i giovani hanno più voglia di fare, voglia di mettersi in mostra. Si tratta di Luca Bruno, classe 96, Ciro Sicuro del 2000 e poi gli attaccanti Luca Scimia del 99 e Raimondo Lucera del 2000, tutti nuovi giocatori che arrivano a Rende a titolo definitivo. Insomma, un Rende che si è mostrato per la prima volta ai tifosi, c'erano tanti tifosi ad assistere insomma al primo allenamento. Il Rende starà qui in ritiro nella casa Rende, possiamo dire così, e ci saranno una serie di amichevoli che poi insomma si svolgeranno. L'ultima la ricordiamo in ordine di tempo, quella con il Crotone. Vedremo insomma l'evolversi della situazione, vedremo anche come saranno i campionati, come si formeranno, se come ci aveva detto qualche settimana fa proprio il presidente ci sarà la solita storia, insomma girone nord e girone sud, oppure un misto. Ogni giorno c'è una novità. Oggi il presidente Ghirelli ha parlato a margine di un evento sostenendo un'altra possibile rivoluzione storica per la Serie C, per il quale sono sempre alla caccia di novità, addirittura l'introduzione di qualche formazione di primavera all'interno del campionato della terza serie. Mi sembrano ipotesi sinceramente poco praticabili. Dal mio punto di vista io credo che i gironi misti siano anche abbastanza poco praticabili per via delle scarse risorse che purtroppo hanno diverse società, ma vedremo cosa accadrà da qui a fine calciomercato. Fatto sta che sarà una Serie C sempre con più valore. A margine, chiudo con un'altra calabrese, la Vibonese. Noi abbiamo sempre raccontato dal nostro modesto punto di vista come Modica sia sempre stato in cima alla lista. C'è chi ha sostenuto di un accordo addirittura d'arrivo con Asta, che è stato un profilo attenzionato, ma molto spesso le società, avendo una serietà e un modo di lavorare che fanno del progetto la propria carta vincente, come è accaduto per la Vibonese, fanno prevalere poi alla fine le idee che c'erano all'inizio, le idee studiate, per il quale necessariamente serve tempo per poterle sviluppare. Così è stato con Modica, un matrimonio finalmente che si è consumato con estrema soddisfazione da entrambe le parti, e auguriamo il meglio sia alla Vibonese, attivissima sul fronte mercato. Ricordiamo una delle notizie con cui abbiamo aperto la trasmissione di oggi, l'arrivo di Tumbarello per il centrocampo, e ovviamente a mister Giacomo Modica, che ha già dimostrato alla Cavese di cosa è capace e non solo. E siamo in grado adesso di mostrarvi proprio la foto dell'arrivo di Giacomo Modica, il nuovo allenatore. Mentre tu parlavi io cercavo sui siti web che riguardano proprio la Vibonese l'arrivo del nuovo allenatore. Al vivo, secondo me, ecco. Faceva molto caldo perché tutti e tre, il mister, il presidente, battuti a parte il direttore Simone Lo Schiavo, sembravano abbastanza provati, probabilmente da una trattativa abbastanza lunga, estenuante, ma poi alla fine ha prevalso anche qui la voglia di lavorare insieme, la capacità di ottenere sempre il massimo da parte della società vibonese. È una società in cui prevalgono le idee e la progettualità, e questo è senza dubbio un vantaggio a favore di una società calabrese che sa fare calcio in un campionato, ripeto, sempre molto complicato, che vedremo come si svilupperà, vedremo anche se ci sarà la Ternana nel girone sud o meno. 2 retroscena che possiamo svelare in chiusura, che riguardano 2 ex Crotone, una Stojan che oggi doveva sostenere le visite mediche con il Pescara, ma all'ultimo ha deciso di dire no alla proposta annuale con opzione per altre 2 stagioni, e un altro ex Crotone, Denilson Gabionetta, che torna in Italia, è ufficialmente un nuovo calciatore del Padova. Allora Attilio, con queste ultime notizie che ci hai dato, chiudiamo qui la trasmissione di oggi. Ci ritroviamo domani sempre qui alle 15 su Teleeuropa Network. C'è la sigla. Grazie ad Attilio Malena e grazie a voi per averci seguiti.
qualcosa, forse un po' di più. Di frasi a metà non ne posso più. Tu che mi scrivi in direct, sono andato alle Hawaii. Felicità è un gusto che non prendo mai. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera ora. Mordi Eva e lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Sento che dentro di me c'è un vento che porterà via. Dite ad Adamo che senza peccato chiudi la busta Maria. Scappo da questo motel, questa casa non è più la mia. Ho imparato con occhi diversi che sotto la pelle restiamo noi stessi. Che l'estate ad un passo da me, che l'estate non fa per te. Che l'estate ad un passo da chi sa sognare come me. E lasciami ballare tutta l'estate. Quando il sole sale sento la vuoi sentire il cambiamento sotto una luna nuova. Da una finestra suona la musica che fa. Diremo pure ad Eva che un morso alla mela ti cambia la carriera.